Allora coach, la volta scorsa abbiamo quasi scherzato, questa volta torniamo a giocare sul serio. Sì, buonasera. Allora, di sicuro non mi piace parlare di scherzo perché comunque tutte le partite vanno affrontate col giusto spirito e con la giusta mentalità, perché comunque deve essere, anche se una partita sulla carta e il risultato ha dimostrato essere stata semplice, è stata affrontata dai ragazzi in modo da poter preparare le partite a venire. Quindi è stata una partita importante per noi, per la nostra crescita, abbiamo dato un sacco di minuti a tutti quanti, quindi è stata comunque molto importante. Adesso sicuramente è una partita molto più difficile, hanno dei giocatori di caratura importante, è una sfida con San Daniele che non si giocava a Portogruaro credo dalla finale di C2 di molti anni fa, quindi è una sfida che ritorna, una sfida importante che sarà sicuramente una sfida sentita, dovremo affrontarla al meglio. Oltretutto, diciamo, è una sfida che manderemo in onda in live streaming sulla nostra web TV, quindi un invito ai tifosi di seguirci. Assolutamente sì, questa è una gran bella novità che il Covid ha portato qualcosa di buono anche, quindi speriamo non sia una cosa che finirà con il Covid, ma di poterla portare avanti. Saremo sulla web TV della Pallacanestro Portogruaro, è una cosa importante e speriamo che molti tifosi ci seguano come ci seguivano quando i palazzetti erano aperti, e quindi nell'attesa di ricominciare a riempire i palazzetti vi aspettiamo sulla nostra web TV. Sì, la partita è importante, l'esordio per noi in casa, è da tanti anni che il Portogruaro non gioca in C2, per noi è sicuramente una partita importante, l'avversario è tosto, hanno giocatori che da anni giocano in queste categorie, tra cui anche Bellina che negli anni che furono ha giocato anche in Serie A. Proveremo a mettere energia sulla partita, abbiamo una squadra lunga, magari a differenza loro che sono un po' più contati. Sicuramente una partita a cui teniamo di far bene, insomma. E per noi poi in particolar modo, dato che ripetere da tanti anni che il Portogallo non giocava in C2, per noi è molto importante vedere che ci possiamo stare in questa categoria, per noi è un test importante.